I'ma blow up. Beh, a Fio e ben ritrovati sul mio canale. Allora, prima di iniziare questo video qua vi voglio spiegare un po' la giornata di questo video. Praticamente, come molto probabilmente avrete capito dal titolo, si tratta di una giornata in pista. In questo video saremo in Pista Adria, quindi una giornata in circuito, una giornatina in pista con gli amici, tranquilla, solo divertimento, niente di che. Voglio fare questo piccolo video fuori onda, diciamo, perché durante il video non ho quasi mai spiegato niente della giornata. Praticamente ho iniziato a filmare un po' il briefing, diciamo. Ho filmato un paio dei miei amici che spiegavano ad alcuni le regole basi dei comportamenti in pista. Parliamo di gente che quel giorno era come me, che non era mai andata in pista, quindi serviva un po' la base per capire come comportarsi. Durante questa giornata non ho filmato niente al di fuori della pista, nel senso non mi sono mai messo davanti alla telecamera e parlare, ok? Se non che all'inizio, vi dico, tra il briefing e un paio di turni, ma neanche mi sa quasi niente dopo i turni, solo dopo il briefing, praticamente quando siamo entrati in pista la prima volta. Siccome in quelle clip là non si sente bene l'audio di quando parlo, perché ovviamente c'era già gente dentro in pista, quindi non si sentiva praticamente niente, farete fatica a capire la mia voce, quindi ve la spiego già adesso. Praticamente la giornata inizia che ci siamo trovati tutti in Pista Adria, abbiamo fatto un piccolo briefing, abbiamo spiegato un po' a quelli che non hanno mai corso in pista un po' le basi. Dopo aver fatto il tutto ci siamo preparati e siamo andati dentro a correre. Abbiamo fatto una mezza giornata, quindi neanche una giornata intera, abbiamo fatto una mezza giornata per stare in compagnia, divertirci un po', quindi proprio una giornata neanche proprio da correre come matti e fare il tempo, una giornata proprio tranquilla, così, molto scialla. Vi dico già che questo video sarà la maggior parte di editing, quindi avendo parlato poco ho cercato di fare il meglio che ho potuto in modo da fare in modo che vi piaccia questo video qua. Spero che vi piaccia, ragazzi, perché ci ho messo tempo per farlo. Quindi, come dirò più avanti durante le clip che vedrete, la pista di Adria purtroppo non permette la possibilità di tenere la telecamera sul casco, quindi la maggior parte delle clip le troverete a bordo della moto, sul codone, sul cupolino, ma purtroppo non sul casco. I commissari non vogliono perché tengono la sicurezza di quelli che guidano, quindi vabbè ragazzi, purtroppo clip così non ce ne saranno, quindi per questo il video sarà in maggior parte editing e non motovlog, appunto per questo motivo qua. La giornata che vedrete si è svolta a settembre, quindi parliamo di mesi fa, ma come vi ho già detto in un precedente video che vi lascio qua in alto a destra, ho ancora dei video da fare ancora di fine stagione, quindi ragazzi non vi preoccupate, almeno finché la temperatura è così fredda e il tempo fa così schifo andare via in moto, ho ancora qualche video a portata di mano, quindi non vi preoccupate che fino alla stagione prossima con pazienza vedrete un paio di video a settimana, che un paio di video a settimana, un video ogni 2 settimane come vi avevo già detto. Quindi ragazzi non vi rubo altro tempo, vi lascio il video e spero che vi piaccia. Se vi piaccia, come al solito lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se siete nuovi e non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Bye fioi! Beh fioi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi questo video non sarà proprio un motovlog, oggi siamo in Pista Adria, giornata di sparo totale, siamo in compagnia con i ragazzi del Veneto. Sono qui perché faccio mezza giornata qui ad Adria, quindi giornatone in pista, una cosa molto tranquilla per niente, una cosa molto lanciata diciamo. Oggi in questa giornata praticamente siamo una decina di moto, anche di più, infatti non so, questi sono un paio. Tra poco vado dentro in pista. Prima di entrare in pista vi lascio qualche clip di questa mattina che vi faccio vedere le moto di oggi, quindi vi lascio un paio di clip e ci vediamo dopo in pista. I wanna live in freedom, I wanna dance with my demons, I wanna drink for no reason and celebrate every season. Yeah, yeah, call my place the kingdom, cause I got what you need, hun. And we don't answer to no one, cause we're just out here to have fun. So let's get some, yeah. I hate it, I love it, I'm aimless and honest, feel weightless,
be high, that's right. Yeah, I wanna live life at night. I don't wanna get by just fine. I wanna be a king for a day, not a sheep for a decade. I'd rather play for keeps than a fair trade. I'd rather turn up the heat, screw an ice age. I'm about to crank up the speed, call it upgrade. I hate it, I love it, I'm aimless and honest, feel weightless, I'm on it. Molto bene ragazzi, adesso dopo questo piccolo clip che avete visto di poco fa, diciamo di un paio d'ore fa, che abbiamo fatto un piccolo briefing, adesso sto per entrare in pista.
Spero che il video vi sia piaciuto, lo so per alcuni di voi sarà stato un po' una rottura di scatole, tutto questo editing, così, musica, poco rumore della moto, lo so, alcuni saranno annoiati, però cercate di capire ragazzi che ho cercato di farlo più bello possibile questo video qua. Però se volete dei video on board di quella giornata, li ho ancora, quindi scrivetemi sotto nei commenti se volete vedere i video on board di quella giornata là e vi carico tranquillamente solo un paio di giri in pista di quella giornata là. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito se così fosse lasciate un like e un commento per dirmi se vi è piaciuto il video e anche se volete vedere i video on board. In descrizione trovate il link delle mie pagine Facebook e Instagram dove posto le foto e novità sui video. Se siete nuovi e non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ragazzi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread.